Paolo Girona a grandi passi si va verso il premio Telamone, una nuova edizione. Cosa ci anticipa? Sono le eccellenze siciliane che hanno portato e portano avanti la loro professionalità, il loro impegno e soprattutto di portare sempre il nome della Sicilia in ogni occasione. Sono servitori dello Stato, sono artisti di talento, sono campionesse di sport, quindi è l'eccellenza che vive e si muove sul territorio nazionale e non solo, ma anche a livello europeo. Quindi è un appuntamento di tutte le personalità che danno lustro alla nostra terra e quindi Agrigento continua da 46 anni a portare proprio nella città dichiarata da Pindaro la più bella città dei mortali queste eccellenze che fanno onore alla nostra terra. Il valore di questo premio nell'ambito di quella che è la nostra città, anche in proiezione della capitale della cultura. Noi approfittiamo di questo grande evento per continuare il nostro impegno artistico-culturale perché Agrigento possa essere su tutte le pagine dei giornali e sui mezzi di comunicazione come una città ospitale che ha una sua tradizione e soprattutto perché Agrigento merita molto di più di quello che ha ottenuto. Appuntamento dunque? Giorno 25, sabato alle ore 16:30 nella sala Zeus, dove regna nella sua imponenza il gigante Telamone che sorreggeva la trabeazione del Tempio di Giove Olimpio.